Rovigo è una conferma, infatti Rovigo si riconferma tappa importante nel panorama della cultura pittorica. Infatti ci sarà la prima estemporanea dedicata a Willem Hammershøi proprio qui a Rovigo, a Palazzo Roverella. Infatti parliamo di un pittore nato, vissuto e morto a Copenaghen, che però ha frequentato l'Italia e i Paesi Bassi ripetutamente durante la sua grande carriera artistica. È un pittore che ha vissuto quasi in modo simbioso il legame con la madre, così come pure ha vissuto in modo angoscioso il rapporto con sua moglie Isa. La sua moglie Isa, che è stata anche la musa ispiratrice di molte sue opere. Infatti sono ricorrenti le figure femminili che troviamo nelle pitture di Hammershøi. Queste figure rappresentate di spalle in ambienti abbastanza bui, che quasi rappresentano il disagio, rappresentano l'imminenza di un dramma. Hammershøi sarà presente a Rovigo e sarà meta anche delle nostre tappe nel mondo dell'arte, e sarà qui a Rovigo dal 21 febbraio al 29 giugno 2025, sempre presso le accoglienti sale di Palazzo Roverella. Vi invito pertanto a fare una tappa nella città di Rovigo e a visitare questa mostra.